Mi chiamo Vecchio Marcello, sono un agronomo. Gli amici di Regai mi hanno chiesto questa testimonianza su ricerche durate alcuni anni, ma tutto in corso, sull'agricoltura biologica con l'impiego di prodotti naturali come le micorrize, i batteri della rizosfera, le alghe, sali minerali, estratti vegetali, in sostituzione di fitofarmaci chimici, al fine di salvaguardare la sicurezza alimentare, la salute dei consumatori, quella di chi lavora in agricoltura, del suolo, quindi della terra come un bene fondamentale per la nutrizione, la salute umana ed ambientale. Studi e ricerche riconducibili agli anni 70-80 hanno messo in evidenza che le vitamine, per la loro azione protettiva e terapeutica, sono in grado di curare e prevenire alcune delle malattie oggi largamente diffuse, come l'arteriosclerosi, malattie dismetaboliche e di tumori. C'è un'importante ricerca del Centro Internazionale Studi sul Diabete che ha condotto nel marzo di quest'anno, 2012, uno studio pilota sperimentando per la prima volta in Europa un possibile effetto terapeutico della dieta nella cura del diabete mellito di tipo 2. Per 3 settimane, solo per 3 settimane, è stata somministrata la dieta a base di cereali integrali, verdure, legumi, provenienti dall'agricoltura biologica. I risultati sono stati sorprendenti, con un netto miglioramento della glicemia, raggiungendo nella quasi totalità dei casi i valori target, riduzione dei trigliceridi, miglioramento della funzionalità renale e diminuzione della pressione arteriosa. Proprio l'alimentazione proveniente dall'agricoltura industriale è responsabile di forme subcliniche di carenza di vitamine in strati sempre più larghi della popolazione. Si ha la certezza che proprio a causa della vitaminosi siamo più esposti ad una minore difesa di fronte agli agenti patogeni, funghi, batteri e non solo, e di una minore efficienza fisica e psichica. Tanto è vero che sempre più diffusamente vengono lanciati appelli in favore di un'alimentazione povera di grassi, ricchi di verdure, fibra, frutta, con continuo riferimento alle vitamine da assumere quotidianamente. È vero che abbiamo a disposizione un'offerta inimmaginabile, scandalosa per chi non riesce neanche a nutrirsi a sufficienza, è altrettanto vero che molti prodotti alimentari sono soltanto delle merci che nulla hanno a che vedere con il cibo o con i nutrienti. Nei prodotti agricoli sono presenti forti concentrazioni di additivi chimici altamente tossici e di processi tecnologici di raffinazione, pensiamo alla farina bianca, pensiamo al riso brillato, eliminano molte sostanze importanti come vitamine, proteine, aminoacidi, enzimi, eccetera. I fertilizzanti, i pesticidi, molti fitofarmaci provocano l'assimilazione nel nostro organismo di sostanze tossiche cancerogene, come succede con le nitrosammine, ed impediscono allo stesso tempo l'assorbimento da parte dell'apparato radicale dei vegetali di importanti sali minerali. Il caso del cromo, che è fondamentale per la riduzione del diabete, lo zinco, che cura la cute, il potassio, che è legato all'alta pressione arteriosa e bilancia il sodio, selene e manganese che contrastano l'arteriosclerosi e anche hanno un'attività nei confronti dei tumori. Abbiamo raccolto in questo volumetto prove, ricerche su diverse culture, dalla vite alle patate, frutta, pomodoro, piante orticole, zafferano, eccetera, dove al posto dei fertilizzanti, al posto dei fitoterapici chimici, abbiamo impiegato prodotti naturali, ripeto, le micorrize, i funghi della rizosfera, estratti vegetali, microelementi, e abbiamo rivalutato alcune pratiche agronomiche che purtroppo oggi sono abbandonate, come il sovescio. Grazie al sostegno finanziario della provincia di Alessandria e alla collaborazione di Regai per la distribuzione di questo libro, ora è disponibile e lo possiamo leggere. Con Aregai stiamo predisponendo una ricerca per dimostrare che gli alimenti provenienti dall'agricoltura, che non impiega sostanze chimiche di sintesi, non solo salvaguardano l'ambiente, ma anche la nostra salute, perché sono in grado di prevenire, nutrire, aumentare le difese immunitarie, posticipare i processi degenerativi legati all'inquinamento, all'età e allo stress. A risentirci.